Bene, ora saliamo nelle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, sito UNESCO, patrimonio dell'umanità. Ma quanto sono importanti le Pro Loco in questo contesto? Scopriamolo insieme. Un campanile, una Pro Loco, tanti interessi come la valorizzazione della cultura locale, l'organizzazione di iniziative di comunità, la promozione dei prodotti tipici che sa esprimere un territorio ben definito. L'unione delle Pro Loco è questo e molto altro, si tratta di associazioni che si radicano nei territori diventando anch'esse un patrimonio dell'umanità. Siamo andati a Combay dove si trova la sede di Umpli Treviso. Qui siamo in comune di Miane, precisamente località Combay, dove c'è una Pro Loco molto attiva che lavora soprattutto sul tema dei marroni IGP di questa località. Grazie alla Pro Loco si sviluppano feste, eventi, momenti di attrazione territoriale. La Pro Loco di Combay, come tutte le altre Pro Loco del Veneto, rappresentano una rete fondamentale di accoglienza turistica sul territorio e anche di promozione dei nostri prodotti tipici, oltre che delle ricette tipiche del Veneto. In quest'area, che coincide per gran parte con il sito UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, va in scena ogni anno la primavera del Prosecco. Qui le Pro Loco sono una presenza costante. Molto presenti e molto attive, veramente. Sono una trentina le Pro Loco nel territorio del Conegliano e Valdobbiadene, nel patrimonio UNESCO, che svolgono tante attività di animazione del territorio. È chiaro che l'attività principe è la primavera del Prosecco, le 17 mostre del vino che vengono organizzate nel periodo primaverile e che riscuotono ormai da tempo il successo. Già il prossimo anno celebreremo il 30° di questa rassegna. Pro Loco che da queste parti gestiscono anche siti importanti in chiave turistica. Cito alcuni siti che sono gestiti direttamente dalle Pro Loco, come il Parco Archeologico di Livelletta a Revine Lago, le Grotte del Caglieron a Fregona, il Molinetto della Croda a Refrontolo, l'Anello del Prosecco a San Pietro di Barbozza a Valdobbiadene e tante altre realtà che rendono vivo il territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. I volontari, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Questa è un'occasione per me per ringraziare tutti i volontari delle Pro Loco. Io dico sempre che sono un braccio operativo della Regione Veneto, perché dove non arrivano le istituzioni arrivano questi numerosi volontari. Non a caso la Regione Veneto è una delle regioni che ha il più alto numero di associazioni di volontariato e di iscritti al volontariato, e la rete dell'Umpli regionale ci aiuta a organizzare anche percorsi turistici sul territorio e anche i numerosi IAT, gli uffici di accoglienza turistica, che sono disseminati in tutto il territorio regionale.